La prima domanda che ti fa tutto il nord-est che ti sta guardando in diretta è: Red, come stai? Guarda, ringrazio il cielo, sto bene e ne sto uscendo. È stato un percorso molto lungo che continuerà ancora perché avrò, una volta fuori dall'ospedale ai primi di marzo, avrò ancora 2 mesi di cure antibiotiche, però sto bene, cammino, ragiono, penso, parlo, mi emoziono, piango come prima quando ho visto i miei performer dopo 2 mesi che non li vedevo. Non sono riuscito a tenere le lacrime perché era come rivedere dei figli che hanno dato tanto in questo periodo, perché anche se non c'ero mi raccontavano quello che succedeva e ogni sera è successa una magia su questo palco. Ecco, parliamo di questo Casanova, finalmente lo vedi, finalmente è il tuo momento. Qual è l'emozione che senti dentro il cuore per questa cosa che hai costruito passo dopo passo e nonostante tutto e nonostante tutti? Ma guarda, è quasi indecifrabile, c'è addirittura un senso di paura, di riverenza, di rispetto, perché non ho potuto seguirlo fino al giorno che è andato in scena, che ha debuttato, perché io sono entrato in ospedale il giorno che cominciavano le prove generali. Ogni tanto la vita ci fa qualche brutto scherzo e non possiamo far nulla se non accettarlo e cercare di rifarci. E adesso mi rifarò godendo stasera dello spettacolo, ma soprattutto godendo di quello che la gente, i giornalisti, i tuoi colleghi hanno detto di questo lavoro, che parlano di colossal, di lavoro mai visto prima, che erano anni che non si vedeva uno spettacolo così curato. E il discorso è molto semplice, abbiamo lavorato tanto. Senti Red, a farti onore, questa sera ci sarà anche il governatore Zaia a vedere lo spettacolo, l'emozione nell'emozione. Sono felicissimo, lui è sempre stato informato, ogni tanto quando mi vedeva mi diceva: come andiamo con Casanova? E io ho detto: alla grande, e stasera che sia qua lui a vederlo, beh, è una gioia grande. Lui, come tutti gli amici che mi hanno aiutato, perché a mettere in piedi questo spettacolo sono serviti grossi investimenti, e ho trovato amici meravigliosi che mi hanno aiutato. E l'ultima domanda, perché sappiamo che sei un po', come dire, provato. Cosa vuoi dire a quelle persone che ti stanno guardando dall'ospedale che ti ha accolto tutti questi mesi? Sia personale sia pazienti. Guarda, io posso solo che dire grazie a come queste persone portano avanti non il loro lavoro, la loro missione, perché credimi che c'è un punto in cui gli obblighi professionali potrebbero anche finire, ma il loro cuore li manda oltre quell'ostacolo, e io ho trovato della gente fantastica, dalle assistenti all'infermiere, dai medici al dottore che mi ha operato, che stasera vede lo spettacolo insieme a me, poi rientriamo in ospedale chiaramente, e posso solo che complimentarmi per l'eccellenza della sanità veneta, perché io credo che come trattano, ma non me perché sono anziano, io ho visto come trattano tutti, c'è una pazienza, un amore anche con gli anziani, una cura, ecco proprio il concetto di cura. Ho avvertito il concetto di questa gente che si prende cura di te, ed è bellissimo.